Amici sportivi, buon pomeriggio, siete collegati con lo stadio Lino Novara di Ribera per l'incontro del campionato di Serie D Girone I, ottava giornata, il derby siciliano Ribera-Acireale. Andiamo con le formazioni in campo. L'Acireale in maglia granata, che adesso va a salutare il pubblico di fede Acese. Scende in campo con Pandolfo in porta, Marchese, Manganaro, Castellano, Maggio, Patti, Butera, Profeta, Roberto Cortese, ex anche di Akragas, Profavara, Ancione, Tedesco. Il Ribera in maglia bianco-azzurra alla destra dei vostri teleschermi scende in campo con Infantino in porta, Calvaruso, Licata, Palazzo, Noto, Matinella, Pollina, Ligreci, Omolade, Casisa, Mario, Erbini. Attenzione al Ribera, quarto minuto di gioco, Casisa, la conclusione, palla che fa la barba al palo, si spegne sul fondo. Applausi per questa azione interessante del Ribera. Palazzo non riesce a servire un compagno di squadra. Tedesco, la conclusione, rete dell'Acireale. Clamoroso l'errore di Infantino e l'Acireale in vantaggio con il numero 11 Cosimo Tedesco al 9° minuto di gioco. Calvaruso, via il pallone, Maggio di testa sbaglia l'intervento. Attenzione, Pollina per Omolade, fuori gioco dall'attaccante di colore. Bel gol, ma è tutto inutile. Dopo 26 minuti di partita se ne va Calogero Infantino, il portiere ex Akragas, dentro il secondo portiere Dario Linguaglossa. Omolade, Casisa, il suo cross, esce Pandolfo e anticipa tutti. Profeta per Tedesco, Palazzo, Casisa, lo ferma il capitano Maggio che prova la conclusione. Attenzione, la palla che sfiora la traversa, un'altra chance importante per l'Acireale per segnare il secondo gol. Per Erbini, poi i Greci, bene per Pollina che difende il pallone, se ne va il numero 7, Pollina, la conclusione, Pandolfo c'è. Roberto Cortese, la conclusione, palla alta sopra la traversa. Occasionissima per la squadra di Sassamarra per segnare il secondo gol dopo 60 secondi della ripresa. Giovanni Licata porta avanti il pallone, lo ferma Tedesco, il lancio per Cortese, la sua botta, palo clamoroso di Cortese, poi Butera non riesce a centrare lo specchio della porta. La Cireale va ancora vicino al secondo gol con lo scatenato Roberto Cortese. Omolade per il Ribera, lancio per Erbini, esce il portiere, attenzione, nessun provvedimento dell'arbitro, protesta tutto il Ribera, ha cerchiato il direttore di gara. Chiede il calcio di rigore il Ribera, i fischi del pubblico di casa all'indirizzo dell'arbitro Capasso di Firenze. Tutto regolare per il direttore di gara. Ottavo minuto della ripresa, la palla in aria, allontana Profeta, ancora Noto per Casisa, arriva Maggio, Casisa la ributta in mezzo, chance importante, rete! Ha segnato il Ribera, autorete di Patti. Ed è 1-1 tra Ribera e Acireale, anzi no, l'autorete porta la firma del terzino sinistro Manganaro. Castellano per Marchese, il cross in aria per Roberto Cortese, palo ancora. Cortese per il numero 11 Tedesco e Linguaglossa salva il Ribera. La partita è bellissima adesso, può vincere sia Ribera che l'Acireale.
Le due squadre non si accontentano del pari. Pollina, avanza il numero 7, Omolade, attenzione, entra in aria, Omolade, ancora Omolade, va giù, lascia proseguire il direttore di gara. Il 21esimo della ripresa, angolo per Giovanni Licata, la palla in aria, colpo di testa di Mario Erbini, la parata di Pandolfo. Il suo lancio in avanti, Omolade, la conclusione. Attacca a destra Marchese, l'ennesimo cross è un tiro in porta, lingua glossa, con qualche brivido, si rifugia in calcio d'angolo. Prova la schema la squadra di Sasamarra. Ancione, bene per la palla lì per Cortese, rimessa dal fondo, Patti per Cortese, Tedesco, arriva Marchese a destra, Castellano, la conclusione potentissima, palla fuori di un niente. Attacca ancora il Ribera, Pollina, cross in aria, esce Pandolfo, la palla e lì ancora Omolade, rete, ha segnato il Ribera al 93esimo, l'errore clamoroso di Pandolfo e il Ribera probabilmente vince la partita. Entusiasmo alle stelle in tribuna coperta, festa grande in campo dei giocatori del Ribera. Al 93esimo Omolade gonfia la rete ed il Ribera conquista l'intera posta in palio in rimonta contro la Cireale. Omolade ha segnato a porta vuota. E finisce qui la partita. Proprio all'ultimo secondo il Ribera conquista l'intera posta in palio, conquista i 3 punti contro la Cireale che non meritava assolutamente la sconfitta. Ribera batte a Cireale 2-1. Quanto brucia, quanto fa male perdere in questa maniera? Sì, più che a me dispiace per i ragazzi perché vedo che oggi hanno dimostrato su un campo difficilissimo. E quando dico campo non intendo come terreno di gioco, perché l'ho detto in precedenza, parecchi quando vengono a giocare a Ribera pensano al campo brutto, invece io pensavo a Ribera che è un'ottima squadra e penso che oggi la Cireale l'ha messo sotto, ha creato un sacco di occasioni, il calcio è questo, non meritava di perdere e ha perso, però io so che essendo un uomo di sport, di calcio, so che quello che ti toglie oggi magari un domani te lo riprende. Cioè, oggi penso che qualcuno dall'assù ci ha dato quello che nelle precedenti partite qualcuno non ci ha dato. Io penso che noi prima di prendere il gol sinceramente facevamo noi la partita. Forse magari dopo il gol i ragazzi sono un po' demoralizzati. Qui la Cireale, con grande rispetto, una squadra importante, con grandi giocatori, è giusto che in quel momento ci ha messo sotto. Abbiamo sofferto tanto, però penso che oggi questa vittoria i ragazzi se la sono meritata perché alla fine hanno battagliato colpo su colpo agli avversari e sono convinto che a Ribera è importante dare innanzitutto una logica ben precisa di una squadra che ha solo un obiettivo, quello della salvezza, e che non è facile domenica dopo domenica raccimolare punti con queste squadre che ci sono.